Buonasera, benvenuti a questa edizione del telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. I carabinieri del ROS cercano i contatti e la rete social del dodicenne che voleva attaccare un professore nella scuola di San Vito Lo Capo. Le ricerche si concentrano sulla diretta Telegram del ragazzino e si cerca una figura precisa e uno. Follia a Taormino, un'auto si scaglia contro un gruppo di giovani all'uscita della discoteca, sfiorata la strage. Dopo la diffusione del video shock da parte del sindaco De Luca, il pirata della notte alle ore contate, riconosciuta la targa. Movida violenta nel borgo di Marzamemi, nel siracusano. Le risse, sempre più frequenti, allarmano residenti e commercianti che chiedono al comune di Pachino il divieto di vendita degli alcolici nelle ore serali. Il femminicidio di Mister Bianco nel Catanese, in strada centinaia di persone per una fiaccolata in ricordo di Alessandra, prelevati e impiantati su 5 pazienti in attesa gli organi della 49enne uccisa dal marito. Misteriosa morte al Policlinico di Palermo. La vittima, trovata con il volto insanguinato, sarebbe stata aggredita da un altro paziente. Aperta un'inchiesta per omicidio preterintenzionale. A Catania la polizia salva anziani, bambini e anche 2 cani da un palazzo in fiamme. Arrestato uno spacciatore che tentava di sbarazzarsi della droga lanciandola dal balcone dello stesso edificio in Via della Concordia. Calcio, il presidente Pelligra ha incontrato la Stampa a Torre del Grifo per spiegare i nuovi progetti del Catania. Lunedì consiglio di amministrazione con le prime importanti decisioni per la nuova stagione. Bentrovati. In un piano progettato nei minimi dettagli e condiviso con i suoi follower in una chat. Ma chi c'era veramente dietro il ragazzino di San Vito Lo Capo che ha tentato di colpire il professore? Ce lo racconta Lorena Dolci. Voleva essere una strage progettata e condivisa sui social, intrisa da un'ideologia suprematista in difesa della razza bianca. Gli obiettivi che il dodicenne di San Vito Lo Capo indicava ai suoi follower erano 3 sprovveduti musulmani nella mia classe, un altro immigrato musulmano e una ragazza nera. Deliri su deliri ripetuti con grande freddezza e lucidità. Poi, la mattina del raid a scuola, il dodicenne ha cambiato bersaglio, prendendo di mira un professore che con grande coraggio è riuscito a bloccare quell'alunno che indossava un casco integrale con il cellulare per filmare, la maglietta con la scritta "me ne frego" e brandiva 2 coltelli portati da casa. Tutto in diretta video su un gruppo Telegram. Ma dal telefonino sono già emersi numerosi spunti per i magistrati che indagano per istigazione a delinquere. In particolare i militari del ROS sono a caccia di Euno, ufficialmente una ragazza straniera che era in contatto anche con il 13enne della provincia di Bergamo che ha coltellato una professoressa di francese. Ma è davvero una ragazza o dietro questo alias che ci riporta in Sicilia con il nome dello schiavo che capeggiò una rivolta contro i romani si nasconde qualcun altro, bravo a indottrinare minorenni e spingerli alla violenza, ispirandoli con gli autori di stragi suprematiste. La madre si dispera, questo non è mio figlio, qualcuno lo ha ricattato, ma nella chat il dodicenne appare del tutto tranquillo, annunciando il gesto che stava per compiere con la frase "non datemi la colpa per quello che farò". Sotto al post centinaia di commenti, molti like, frasi tipo "ci hai provato, buona fortuna". Adesso è il caso dell'auto pirata sulla folla di giovani all'uscita da una discoteca a Taormina. Il cerchio si stringe attorno all'autore del folle gesto perché ad inchiodarlo ci sarebbe proprio la targa dell'auto. Un ragazzo, ricordiamo, è rimasto ferito alla testa. Francesco Triolo. C'è una svolta nelle indagini sull'aggressione avvenuta all'esterno di una discoteca di Taormina. Gli investigatori sarebbero ormai ad un passo dall'identificazione del cosiddetto pirata della notte, l'uomo che dopo una violenta lite si è allontanato facendo perdere le proprie tracce. Determinante sarebbe stata la testimonianza di 2 persone che hanno annotato la targa dell'auto e l'hanno consegnata agli investigatori. Da quel momento il cerchio si sarebbe stretto attorno al presunto responsabile. Le indagini condotte dai carabinieri si sono concentrate sull'analisi delle immagini di videosorveglianza e sui movimenti dei veicoli presenti nella zona nelle ore successive ai fatti. L'episodio ha destato forte preoccupazione nella cittadina turistica, soprattutto per la dinamica e per le conseguenze riportate dalla vittima dell'aggressione, un sospetto trauma cranico per uno dei giovani soccorso in ospedale già dimesso.
Gli investigatori mantengono il massimo riservo, ma secondo quanto trapela, gli elementi raccolti sarebbero ormai consistenti e potrebbero portare a breve a provvedimenti giudiziari. Per il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, che ha sollevato il caso pubblicando sui suoi social il video, non può essere considerato un fatto isolato e ha inviato una nota alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per sollecitare un coordinamento più incisivo. Sono scioccato. Risse sempre più frequenti anche a Marzamemi, borgo marinaro di Pachino, nel Siracusano. L'ultima ieri sera il comitato Pachino Sicura chiede più controlli e un'ordinanza del comune che vieti la vendita di alcolici. I commercianti dicono siamo stanchi. Aloi. Chiediamo semplicemente un'ordinanza che vieti la somministrazione di bevande alcoliche e la sospensione di tutte le attività di musica. È la richiesta del comitato Pachino Sicura. A Marzamemi, borgata marinara di Pachino, le risse sono sempre più all'ordine del giorno, o meglio della notte. L'ultima rissa è stata ieri notte. Tra i tanti ragazzi che vengono qui per divertirsi il sabato sera o la domenica sera che sia, c'è magari il ragazzo, i ragazzi più spinti. Adesso non c'è confusione, è tutto tranquillo, ma qui la sera c'è il pienone. Soprattutto nella bella stagione si crea una grande discoteca sotto le stelle, unica nota stonata, le risse. Ormai è diventata una cosa insopportabile, anche perché sanno, ma nessuno fa niente. Quindi cerchiamo più sicurezza, cerchiamo più sicurezza da parte delle forze dell'ordine e cose, ma anche se ci danno questa sicurezza lo fanno lo stesso. Così chi viene qui per trascorrere qualche ora in allegria rischia di trovarsi in mezzo ad una lite più o meno animata. Ci sono anche delle attività commerciali che danno delle bevande alcoliche anche a ragazzini, anche a dei minorenni, quindi chiediamo a tutte le forze dell'ordine di controllare soprattutto le attività commerciali. Da un lato il comune, dall'altro le forze dell'ordine. Ognuno è chiamato a fare la propria parte per raggiungere un obiettivo, provare ad azzerare le risse per una Marzamemi più sicura. E adesso il grande dolore per la scomparsa, per l'uccisione di Alessandra, il femminicidio avvenuto a Misterbianco alle porte di Catania. Quelle che vedete sono le immagini di una comunità, la comunità di Belsito e anche dei paesi vicini che si sono stretti attorno alla famiglia di Alessandra Bruno, la 49enne appunto uccisa a martellate dal marito nella sua abitazione. Amici, parenti ma anche semplici conoscenti hanno dato vita a una fiaccolata partita da Piazza Colbe e proseguita per le vie della frazione di Misterbianco con un passaggio sotto l'abitazione della donna che grazie al gesto della donazione degli organi ha permesso di salvare 5 vite. Alessandra Bruno aveva infatti dato parere favorevole all'espianto quando era in vita. Prima dell'inizio della fiaccolata si è svolta anche una messa per ricordare, per pregare per l'anima appunto della 49enne, lo ricordiamo, uccisa dal marito. E sarebbe andato in escandescenze a casa a Santa Maria di Licodia nel Catanese un uomo e avrebbe rotto dei vetri ferendosi così gravemente da morire poi dissanguato. La vittima è un 37enne che secondo quanto si è appreso aveva dei disagi psicologici. Sono iniziate le operazioni di smontaggio della gru e del furgone in via Ruggero Marturano, da cui sono caduti i 2 operai morti lo scorso 10 aprile mentre lavoravano sulla facciata del palazzo. Le operazioni consentiranno di smontare ogni pezzo che sarà trasferito in un deposito per la custodia giudiziaria. Sono 4 gli indagati, il manovratore, il proprietario dell'appartamento e committente dei lavori, il titolare dell'impresa ed il Tec Costruzioni e il noleggiatore del mezzo pesante. Si dovrà accertare se la causa della caduta che ha provocato la morte sia legata alla disattivazione dei sensori. Trovato adesso una morte, un giallo di una morte misteriosa in ospedale perché è stato trovato con il volto insanguinato un uomo che è morto al Policlinico di Palermo. Sarebbe stato aggredito da un altro paziente. I familiari adesso hanno presentato una denuncia, è stata aperta un'inchiesta per omicidio preterintenzionale a carico di ignoti. Marco Gulla.
È giallo al Policlinico di Palermo per la morte di un anziano di 86 anni. A quanto emerso, il paziente era stato trovato dal personale dell'ospedale con il volto insanguinato. Il sospetto è che possa essere stato colpito da un altro paziente ricoverato nello stesso reparto, quello di medicina e chirurgia d'urgenza. In seguito al decesso, i familiari della vittima hanno presentato una denuncia ai carabinieri e la procura ha aperto un'inchiesta per omicidio preterintenzionale a carico di ignoti. Secondo una prima ricostruzione, pare che tra i due uomini ricoverati a Palermo per ragioni ancora tutte da chiarire sarebbe nata una discussione che poi sarebbe degenerata. L'uomo sarebbe stato colpito al viso con un bicchiere, riportando così lesioni gravi. È stato soccorso subito dal personale medico, ma le sue condizioni sono peggiorate nelle ore successive all'episodio e dopo 48 ore è andato in arresto cardiaco ed è deceduto. I carabinieri intervenuti sul posto hanno sequestrato le cartelle cliniche e in queste ore stanno ascoltando pazienti e operatori che erano presenti al momento dei fatti. Le indagini sono in corso, sarà necessario ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e capire se il colpo ricevuto dal paziente sia stato determinante per il decesso. Adesso il caso dell'inchiesta sullo scandalo dei tumori a Trapani, perché è stato chiuso l'incidente probatorio davanti al GIP chiesto dalla Procura sullo scandalo tumori a Trapani. L'incidente probatorio è servito a raccogliere gli accertamenti ritenuti irripetibili condotti da 3 specialisti di anatomia patologica. Una perizia di oltre 500 pagine e in 2 udienze hanno risposto alle domande del giudice, del PM e delle parti. Ora il GIP trasmetterà gli atti al PM Antonella Trainito, che nei prossimi mesi procederà verso la conclusione dell'indagine. La decisione potrebbe arrivare in autunno. Sono, lo ricordiamo, 19 gli indagati. Interrogatori fiume davanti al GIP di Caltanissetta per i vertici di impianti SRR e altri responsabili coinvolti nell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia sul presunto traffico illecito di rifiuti nella discarica Timpazzo di Gela. Tutti respingono le accuse. Ora la decisione sulle misure cautelari richiesta dalla Procura. Gerritalia. Quasi 9 ore di interrogatori per i principali indagati nell'inchiesta che scuote la gestione dei rifiuti nel territorio gelese. Davanti al GIP di Caltanissetta Graziella Luparello sono comparsi l'amministratore unico di impianti SRR Giovanna Picone e i tecnici Giuseppe Bellavia e Salvatore Parlatore, destinatari della richiesta di misure cautelari avanzate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Caltanissetta. Assistiti dai loro legali, gli indagati hanno respinto ogni contestazione. Al centro dell'inchiesta ci sarebbero presunti smaltimenti irregolari e un'ipotesi di traffico illecito di rifiuti legata alla gestione della discarica di Timpazzo. Secondo la difesa, però, le attività monitorate dagli investigatori non sarebbero state operazioni illegali, ma interventi autorizzati e conformi alle prescrizioni tecniche e ai controlli previsti dalla normativa. Stessa linea difensiva per gli altri 2 indagati, Salvatore Falduzza e Angelo Collodoro, che hanno negato qualsiasi irregolarità, depositando documentazione e atti ufficiali a sostegno delle proprie tesi. L'inchiesta nasce da una precedente attività investigativa coordinata dalla Procura di Gela e successivamente approfondita dalla DDA Sena, che ipotizza danni ambientali e gestione non conforme dei rifiuti. E mentre si attende la decisione del GIP sulle misure richieste, cresce la tensione anche sul fronte politico e amministrativo. Il sindaco di Gela, Terenziano Di Stefano, dopo le indiscrezioni sulla richiesta di sequestro della società e sulla possibile nomina di un commissario, ha chiesto la convocazione urgente dell'assemblea dei sindaci della SRR, una vicenda che riaccende il dibattito sulla governance della società e sulla gestione del ciclo dei rifiuti sul territorio. Palazzo in fiamme a San Cristoforo, a Catania. La polizia salva 7 persone e alcuni animali domestici. Nel corso dell'intervento gli agenti sorprendono anche uno spacciatore che aveva cercato di disfarsi della marijuana dalla finestra. Tonino De Mana. 7 persone più alcuni animali domestici salvati dalle fiamme ed uno spacciatore arrestato. Un intervento nell'intervento è stato portato a termine dalla polizia di Catania in un palazzo di 3 piani in via della Concordia, nel rione di San Cristoforo. Le fiamme, probabilmente partite da un motorino che si trovava al piano terra, si sono subito propagate ai piani superiori dell'edificio. Provvidenziali le urla di un bambino che da balcone si agitava per chiedere aiuto. La scena e il fumo nero ha richiamato l'attenzione dei poliziotti che, in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco, nonostante l'aria irrespirabile, sono riusciti a salvare 4 famiglie, compresi 2 anziani, bambini piccoli ed una donna disabile. Nel corso dell'intervento gli agenti hanno salvato anche 2 cagnolini, visibilmente spaventati. Le fiamme sono state poi domate da 2 squadre dei vigili del fuoco. Da segnalare, durante le delicate operazioni di salvataggio, l'arresto di un pusher di 29 anni che aveva cercato di liberarsi della droga gettandola dalla finestra.
Iniziativa non certo fortunata, visto che un altro poliziotto si è precipitato a recuperare la busta al cui interno c'erano quasi 100 grammi di marijuana. In casa del giovane i poliziotti hanno trovato altri 50 grammi di droga, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Fiamme nella notte nel cantiere del nuovo centro commerciale di Fontanelle, frazione di Agrigento. A fuoco bancali e tavolini in legno. Si fa strada l'ipotesi del gesto doloso, indagini in corso da parte della polizia, come ci racconta Davide Sardo. Un incendio quasi certamente doloso ha colpito nella notte il cantiere del nuovo centro commerciale di Fontanelle, popolosa frazione di Agrigento. Le fiamme sono divampate intorno alle 3 del mattino all'interno dell'area allestita dalla ditta incaricata dei lavori. A bruciare sono stati pedane e tavoli in legno, materiale depositato nel cantiere. Il rogo ha generato fiamme e fumo denso che hanno annerito alcune pareti della struttura. I danni però risultano al momento abbastanza contenuti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme ed evitato che l'incendio si propagasse ulteriormente. Secondo una prima ricostruzione, uno o più ignoti avrebbero approfittato dell'oscurità e della strada deserta per introdursi nell'area. Poi avrebbero appiccato il fuoco e si sarebbero allontanati rapidamente. Non si esclude alcuna ipotesi, dal gesto vandalico compiuto per creare danni e paura fino a un'azione mirata che potrebbe rappresentare un possibile avvertimento. Provvidenziale l'intervento di un passante che ha notato il fumo e ha allertato subito il 112. Sul posto anche le forze dell'ordine. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica e risalire ai responsabili. Sempre ad Agrigento, nuovi crolli alla collina del Caos. Mare Amico ribadisce che la causa principale è il dissesto idrogeologico e non l'erosione del mare. Nonostante i milioni spesi per le barriere frangiflutto, la collina continua a scaricare acqua e creta sulla spiaggia. Vediamo. Non si ferma l'emergenza alla collina del Caos. Nonostante i milioni di euro spesi per le barriere frangiflutto, i cedimenti continuano a minacciare abitazioni e la strada statale 640 tra Agrigento e Porto Empedocle. L'associazione ambientalista Mare Amico torna a lanciare l'allarme e sostiene che le opere realizzate in mare non siano sufficienti a fermare il fenomeno. Secondo il coordinatore Claudio Lombardo, la causa principale dei continui crolli non sarebbe infatti l'erosione marina, ma il dissesto idrogeologico dovuto alla mancata regimentazione delle acque a monte della collina. Una tesi che, secondo l'associazione, trova conferma nelle immagini più recenti. Nonostante la costruzione di diverse barriere frangiflutto per proteggere la base della falesia e allontanare il mare, i cedimenti continuano a verificarsi. Nel frattempo dalla collina continuano a scendere acqua e materiale argilloso che finiscono direttamente sulla spiaggia. Per Mare Amico è quindi necessario intervenire sulle vere cause del dissesto, affrontando il problema alla radice e non soltanto lungo la costa. A Catania l'antimafia spiegata agli studenti liceali. Il magistrato Ardita dice che i giovani sono attratti dalla criminalità in contesti dove non c'è niente. Giusy Lazzaro. Crimine, illegalità diffusa, violenza mafiosa del racket. Questa volta a parlare di lotta alla mafia ci sono il magistrato Sebastiano Ardita, l'avvocato Enzo Guarnera e il giornalista Simone Olivelli. Sono seduti su un palco di un teatro, dietro di loro ancora la scenografia di scena. La mission è quella di allontanare i giovani dai miti criminali, soprattutto nei quartieri periferici. Noi abbiamo a che fare con giovani che vivono nei quartieri a rischio, in cui non c'è niente, non esiste lo Stato, non esiste il controllo sociale minimo dei rapporti personali, c'è una povertà profonda. Questi giovani sono attratti ovviamente da questo tipo di modelli, che sono dei modelli profondamente sbagliati, ma che per loro rappresentano gli unici modelli. Dobbiamo impegnarci a sostituirli questi modelli, più che a condannare quei giovani. Raccontano il loro vissuto con esperienze diverse che convergono tutte nell'opporsi alla cultura mafiosa che attraversa economia, istituzioni e politica. Senza il rapporto col potere la mafia non esiste, non esisterebbe, non avrebbe la sua capacità di impattare nei confronti della società. Quindi io penso che sia importante fare questa riflessione, cioè ricordare a chi critica coloro i quali cercano i nessi di copertura che la mafia ha nella parte forte della società, che questo è l'essenza della mafia. La criminalità alza il tiro nel controllo del territorio con il racket. Per anni le estorsioni sono sembrate un crimine superato, perché pericoloso, perché esponeva al contrasto dello Stato. Oggi tornano i reati violenti, tornano le macchine incendiate,
le saracinesche colpite con i Kalashnikov e le sparatorie quotidiane a Catania. Questo è un fatto che deve farci riflettere. Adesso una storia che è anche un esempio di come la tecnologia, unita alla cura e all'amore, possano cambiare il destino anche di un animale domestico e offrirgli una nuova vita. È la storia appunto di Kim, una cagnetta amputata ad una zampa che grazie ad una protesi oggi torna a camminare. Ce la racconta Veronica Barbarino. Giù, brava! Andiamo, tienilo giù. Bravissima, ma sei troppo brava, vieni. Lei è Kim, un pitbull di 3 anni che oggi ritorna a correre grazie a una protesi realizzata con tecnologia 3D e materiali resistenti. 8 mesi fa era stata trovata abbandonata sul ciglio di una strada del Ragusano, ferita e con una zampa amputata. Ma grazie ai volontari del canile rifugio degli Iblei di Chiaramonte Gulfi, che l'hanno curata con amore e pazienza, e all'incontro con il tecnico ortopedico Pietro Di Falco, oggi Kim ha una nuova possibilità di vita. Abbiamo realizzato una protesi che sia strutturata per un pitbull, quindi per farlo saltare, per farla saltare, per farla correre, per farla giocare. A terra, brava, brava, corriamo e tienere a terra. No, a terra, a terra. Questa è la parte più difficile, darle uno schema della corsa senza farle alzare l'arto, perché ancora lei ha in memoria il vecchio schema senza protesi dove quando correva e sbatteva a terra il dolore aumentava. Una storia di rinascita resa possibile dal lavoro di squadra tra tecnici e volontari che ora fanno il tifo per lei. Kim infatti è in cerca di adozione con la promessa che la sua protesi sarà seguita gratuitamente per tutta la vita. E queste sono notizie che poi fanno bene e rallegrano, anche e soprattutto se legate agli animali, che sono degli animali di affezione. Cambiamo argomento adesso, andiamo alle uniformi storiche, ai cimeli, alle dimostrazioni operative per raccontare oltre 2 secoli di storia dell'Arma dei Carabinieri. In occasione dell'80° anniversario della Repubblica, il Comando Provinciale di Catania apre le proprie porte ai cittadini. Ferlito. Le uniformi che hanno attraversato la storia d'Italia, gli oggetti simbolo di un'istituzione che da oltre 200 anni accompagna la vita del paese e il racconto di uomini e donne al servizio della collettività. In occasione dell'80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania ha organizzato un'esposizione dell'Arma, aperta gratuitamente alla cittadinanza. La divisa è tutto, nel senso che è identità per l'Arma dei Carabinieri, ma è anche quello che ci consente di essere riconoscibili e soprattutto riconosciuti quando giriamo per le strade e quando forniamo la nostra assistenza o anche solo il nostro consiglio a chi ce lo richiede. Un percorso che consente di ripercorrere l'evoluzione dell'Arma attraverso diverse epoche storiche, dalle uniformi ottocentesche a quelle utilizzate nel secolo scorso, passando per documenti, accessori e reperti che testimoniano il legame tra l'Arma e la storia nazionale. L'Arma dei Carabinieri quest'anno compie 212 anni, la nostra fondazione del 1814, e quindi possiamo dire un po' che la storia dell'Arma va di pari passo con quella che è la storia d'Italia. Tra i momenti più coinvolgenti la dimostrazione di Dalira, il cane molecolare dei carabinieri addestrato alla ricerca delle persone scomparse. Attraverso una simulazione pratica il pubblico ha potuto osservare da vicino le straordinarie capacità olfattive dell'animale e il prezioso contributo delle unità cinofile nelle attività di ricerca e soccorso, finito con il ritrovamento della ragazza. Adesso ci fermiamo per una pausa, tra poco lo sport e la riapertura di Torre del Grifo dopo 4 anni di chiusura, tra poco. Ritorniamo in studio con il calcio. Ross Pelligra riapre Torre del Grifo dopo 4 anni. Oggi il presidente del Catania ha incontrato la stampa appunto a Torre del Grifo per spiegare i nuovi progetti del Catania. Lunedì ci sarà il consiglio di amministrazione con le prime importanti decisioni per la nuova stagione. Ci racconta tutto Marco Carli. Torre del Grifo per ripartire, l'immagine vincente del Catania di quest'anno racchiusa nella struttura, ritornata nelle mani della società rossazzurra da febbraio, con un esborso di oltre 5 milioni. Pelligra fa da cicerone, accoglie la stampa e racconta e poi risponde alle domande. Sotto l'aspetto tecnico rimanda tutto al consiglio d'amministrazione di lunedì.
Lunedì abbiamo un incontro del Consiglio di amministrazione, sarà un incontro molto importante. Non posso darvi ovviamente anteprime, però posso dirvi che sarà qualcosa di assolutamente positivo. Parlo soprattutto dal punto di vista tecnico, di ciò che cambierà dal punto di vista tecnico, quindi aspettate lunedì per ulteriori sviluppi. Pelligra dice che Zarbano proseguirà e poi ritorna sul tema Grella. Vincenzo Grella possiamo dire un proprietario come me, perché lui possiede delle quote all'interno della società. Inoltre, cosa forse ancora più importante, un uomo di assoluta fiducia non solo da parte della famiglia Pelligra, ma anche da parte del Consiglio di amministrazione, perché non dimentichiamoci che ogni mia decisione, ogni decisione che avviene anche da parte di Grella, viene comunque supportata da quello che è il Consiglio di amministrazione. Lui, chiaramente vivendo a Catania, è responsabile nel quotidiano e chiaramente ha estrema fiducia da parte di tutti noi. Il presidente del Catania conferma che vuole acquistare il vecchio logo e poi in italiano parla del prossimo ritiro. Fra 20 giorni possiamo avere l'erba pronta per tagliare e se il sole ogni giorno è bello lucente, noi possiamo fare qua a ritiro. Fortissimo il presidente. Ci fermiamo ancora per una breve pausa, torniamo tra poco con le ultime notizie. Ritorniamo in studio. Prima di chiudere ancora una notizia, perché nel pronto soccorso di Gela, siamo a Caltanissetta, ci sono solo 2 medici ma ne sarebbero previsti 14, tra l'altro uno di questi è il primario. L'amministrazione si appella alla regione per superare le emergenze, sono solo 2 appunto i medici di ruolo, compreso il direttore dell'unità operativa e di emergenza che stanno portando avanti il pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela. La struttura fa riferimento a pazienti che arrivano anche da altri comuni della provincia di Caltanissetta, con un bacino di utenza di almeno 150.000 abitanti. Per gli operatori sta diventando difficile mantenere tutti i turni possibili solo attraverso giovani alla prima esperienza sul campo e non di ruolo né strutturati. Bene, dunque questa era l'ultima notizia, il TG finisce qui. Da parte mia, dei tecnici della regia che hanno lavorato a questa edizione, un buon proseguimento di serata, arrivederci. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.